Tal tiercian di Osè, Fidiele, re di Israele, al diventà re di Giude e Zechie, fidi Acaz. Al veve 25 anni quando al monta su e al regnà per 29 anni a Gerusalemme. Somari e veve non Abi, figlie di Zaccaria. Al fasece che i plas al Signor, l'ant dauri indut a sovon David. Alle lui, cal svinidri i ciux, al butaiui colonei, al chioncia pai sacrai e al parains flichinis il madrac di bronze che Mosè aveva fatto. Fin tremai in che volte, in effiez, gli israeliz i offrivin sacrificis e disevin ne custan. Tutte la sua fede le mettete al Signor Dio di Israele. Dopo di lui non d'è stato un che si è derivata stai a par e nance prendi lui. Al resta salt col Signor, c'è mai slontanarsi di lui, e al rispietà i comandi che il Signore aveva ordinato a Mosè. Anche il Signor, al fo sempre con lui, in tutti i suoi svoris, si rivoltà quintri dal re de Assirie e noi sta più sottoponut. Alle lui cal battei filisteos finta Gaza, fiscand la lortiere, destoratis di vuaite, fina mai alle citas rinforciadis. Tal quartan di Ezechie, che sarà stato il settiman di Osè, Fidiele, re di Israele, Salmanassar, re de Assirie, altacà Samarie e della strente. Le chiapparin sul schiadè dai 3 anni. Al succedè tal sestan di Ezechie, va di tal 9 anno di Osè, re di Israele, che colà Samarie. Il re de Assirie almenà presonirsi israeliz in Assirie e io ingruma a Chelach, flum di Gozam, e tessitas de medie. Ed ut, perché non avevin volut la daurde per aule dal Signor lor Dio, e avevin tradito il suo pat, duce che aveva ordinato Mosè, il famei dal Signor. Non avevin ni ascoltat, ni tan mancul metut in vore. Tal 14 anno dal re Ezechie, Senacherib, re de Assirie, altacà tutti li citas rinforciadis di Giude e li schiappà. Allora Ezechie, re di Giude, i mandà ch'est mes al re de Assirie a Lachis. O hai sbagliato, slontane di te i miei colps, o accetterai duce che tu mi imponeras. Il re de Assirie, al pratindè di Ezechie, re di Giude, 300 talents d'arint e 30 talents d'aur. E Ezechie i consegnà duchi bez che erin tal templi dal Signor e tai tesaurs dal palazzo reale. Alle volte che Ezechie al tira via il rivestimento dai saltei e de santis dal santuario dal Signor, che lui, re di Giude, aveva rivestù di metal e consegna tut al re de Assirie. Di Lachis, il re de Assirie, al mandà dal re Ezechie a Gerusalemme il gran copir con une schirie e une vore fornide. All'è su a Gerusalemme, arrivat, si postà d'oglie dal canal de vaschi ad alt, che è sulle strade dal chiam dal lavador. Al clamà il re. Il sorestan dal palaccio, Eliachim, fidi Chelchie, il scritturist Sebne e il cursor Joach, fidi Asaf, il erin in quintri. Il gran copiar urdisè, diseita Ezechie, il gran re, il re de Assirie al discusì. C'è fiducia ise che tu ti pois, o crodis tu che per aulis cence costrut a puedin passà per un consei valid e fondat di tacà una trevuere? Sun c'è ti pois tu per mettiti quintri di me. Tu fasi sfidament sugli autori che podati una chianusse crevade, leghit, che fore la man di quel che si può intor. Così all'è il faraon, re da leghit, par duc che i castan fidats sun lui.
Salacor, mi disareis, no si fidin sul Signor nestri Diu, ma no is a Lui quel che Ezechie, i asdrumati ciux e gli altars, disinta la in di Giude e di Gerusalem. Oves d'ingenoglassi, dome denan di quest'altar a Gerusalem? Po ben, fas una scommessa col mio paron, il re de Assirie. Io ti darai 2000 chiavai se tu se sbon di chiatafuri chiavaliers in stad di montaio. Ce mu trivarestu a facesse anche l'ultim dai fameis dal mio paron? Tu ti sei sfidat dalle git par vecchiars e chiavaliers. Cence di che io non so venuto su a fiscà tutte le tiere, quintri dal vole dal Signor. All'è il Signor che mi ha detto, va su, quintri di queste tiere, e fischile di fonde fur. Eliachim, Sebne e Joach i diserin al gran copir. Per plasè, feveliur ai tiei fameis par aramaic che lu capin, e non sta fevelanus par ebraic, conduit che scom sulis muris c'ascoltin. Ma il gran copir ur rispondè, il mio paron mi hai al mandat di te o dal tuo paron a Dius chisti robis, o piuttosto paiom sentà sulis muris e condannats a mangiare la loro porcarie e a bevi la loro urina insieme con vuatris? Allora il gran copir allieva in pis, al berlà ad alte vos per ebraic chisti peraulis. Scoltait le peraule dal gran re, il re de Assirie. Il re al discussì. Ezechie non l'ha d'imbroiaus, perché non arriverà ad ore di chiavaus de mesmans. Ezechie non l'ha disburtaus a sta fidats dal Signor, disin sicuramente il Signor nus deliberarà. Queste citat non colarà par mai tes mans dal re de Assirie. Non stait alla daur di Ezechie, perché il re di Assirie al discussì. Faseit la paz con me, rindeisi e ognun di vuatris al poderà mangiare il prodotto dal suo vignal e dal suo fiar, ognun al beverà l'aghe dal suo poc, fin tremai che no vignerà io, parmenaus tunetiere identiche de vostre, un'etiere di forment e di most, un'etiere di pan e di vignai, un'etiere di vueli e di mil, di mut che o podeis vivi e non morì. Non stait alla daur di Ezechie, che lui si approfitte con vuatris, disinti il Signor nus deliberarà. Di quanti incai Dius di che gli altri popui hanno deliberato ognun la sottiere, des mans dal re de Assirie? La sono i Dius di Amat e di Arpad, la sono i Dius di Sepharvaim, di Ene e di Ive, la sono i Dius de Tiere de Samarie? Hanno arrivata ad ore di chiava fur la Samaria de Meman? Induci Dius destieris, cui hanno deliberato la loro tiere des mesmans, perché il Signore al deliberi Gerusalem? Che gli atris asterincidins e noi risponderin per aule, che l'aliere l'ordin dal re, noveis di rispondiur nanche une per aule. Il suo restando al palac, Eliachim, fidi Celchie, il scritturist Sebne e il cursor Joach, fidi Asaf, si presentarin di Ezechie cui vistis bregats e contarin ce che aveva detto il gran copir.